con tutti i ciocchetti delle scuole elementari, a sua questa storia dell'arborea. E dunque, prima questa bonifica e tutto su che già i cinesi non c'è stato bisogno di zii ancora. E deve essere un conto scritto in italiano, questi ciocchetti senza non lo conoscevano, e poi parliamo un po' di arborea, punti un po' metà punti continentali venetoso e poi metà punti sardi. E dunque era già impossibile. Però questa scrittura è stata in italiano con fuego somera in sadro, con fuerdadas in sadro e fuerdadas in veneto. Per me, quando uno scrive, deve intendere come cristiano i protagonisti del suo scrive, i personaggi. E non può essere in modo diverso. Questa traduzione, quando troviamo questa corriere, in una lingua, un'altra lingua, è sempre una cosa diversa tra noi. Se assessore, mi gasto piragotta e piragrua, ognuno ha sua, che non è in italiano. Questo è un modo di noi scientificare, addirittura delle cose nostre, cose interne quando abbiamo di ciocchetti, quando con tanta i femmine vecchie, con tanta mi subisciamo in fuori del domo, in questa strada, i scontoso, e avariamo ore e ore il suo Cristo, ascoltare questa femmina con tanta contoso, a savuriare, non è uso, prima di parlare a domina, beh, i ciocchetti, piragotta e piragrua, non lo uso. Viene spacciata la salvesta. E dunque ha scritto diverso laboratorio di teatro nella scuola di Arborea, deve essere un romanzo, cioè lavorava scritto questa storia praticamente con tutti i personaggi che lo diventano, a parte noi provo a ridurre scrivere come un conto e non come un laboratorio di teatro, e deve essere un romanzo. Poi ragazzo, un po' contoso. E a questo ha scritto il suo secondo romanzo, sul filo del destino, che è un altro giallo, e sul giallo lo vi già in Capompoggia ha tentato a Duce, per un giallo entro del suo romanzo, ma che sia un romanzo storico, dove ha proposto entro un attentato a Mussolini. E dunque questa razza del suo giallo mi ha sempre intrigato. Da proposto messo teatro, nuovo di Garuvetti, sono tinte di giallo, e poi questo romanzo. Sul romanzo il Sado, però questa domanda, è sul terzo romanzo, e non è che da può pensare, se lo scrivo Sado, no? A poco essere convinto di altro, quello che vuole scrivere nel Sado, questo problema che già noi abbiamo, non sia facile da scrivere un libro nel Sado. Tanti argomenti. Primo, a scrivere tu di Monzi già in mostra, contatto con tutti gli altri scrittori di Saragossa, che scrive in sardo, è già in mare, e tasata è scritto questo. Ha rispettato regole, non ha rispettato, quali regole ha rispettato, questo sì, questo no, e già riuscito di prima che succedeva, come disegnare in italiano, un finimondo, e più o meno è capitata proprio questa cosa. Ai Sardo non li siano scritti su un proso, non li siano veramente scritti esatti sullo scrittore Sardo. Poi ci molti cose di pretendenti che esatto scrittore scrivesse come in Antanai su. Dopo fatto un'introduzione di questo libro, a sua dessa scrittura che aveva scioperato. E ha scritto poco motivo di un'anestesia delle proposte delle regole del sudato, sia di SLSC, sia di altre 10 punti, c'è molti merda.
tra issas non hanno temere di accordo. Però un scantore di ortografia su Pruso, le cose da rispettare un pochino d'ottoso, e a Gustas mi siamo un pochino ispirato, ma mi disostesi a voi, ma mi pare che questa scrittura, questa leggitura del gusto usato non fiera sa voce, non tentia da sa voce dei personaggi su da vedere, che da mia tempo e dunque proprio mantenevo convinto. Sul primo che mi tentavo di scrivere è Carlo Mario, Sartori, che io parlando questa guardata sul monologo, che mi hanno e poi ti hanno scritto un monologo per lo recitare. E sai cosa fate? C'è dato scritto sul monologo, voi visto? È questo, Prima nasce sul monologo, non nasce sul romanzo, nasce sul monologo. Poi altra gente non esiste, il professor Virlis dell'Università di Castello, che ieri legge usato l'altra cosa che ha scritto, sul teatro, e ieri legge pure usato il romanzo sul italiano, e mi hanno dato l'idea che si scrive e il sangue. Chi non lo scrittore, chi lo deve descrivere? Cioè lo deve descrivere uno che si usato non lo conosce, la questione. Da conosco l'esempio, non quanto mi scusate da imparare a mano. E ahí ci siamo stati e l'ho provato. L'ho provata bene. Beh, è una tabella, in doppio senso, naturalmente, perché succede, non è sempre pragico. La sua descrizione di fotografia io so lavorare uscita guardando e penso che non diamo vorrei mera. Giampaolo non vi questioni se la sconosci, le fotografie la sconosci bene, perché hanno 6 anni su chi scrive un sardo e fa cose in lingua sarda, perché la sconosci. Da una scelta che il suo è usato, ci aveva guardato, la scrittura che è staccata a me, la sua guardata da traversa. Dunque, non tengo conto dello scanto indictos, indicazioni di altre proposte del nonno, perché qua a livello della proposta del nonno, ok, spagnolo da me, che non è SC, che è il nostro, non fragile, e usa delle regole che resti abbastanza attaccante al gusto che ha di imparare Paolo, magari stesi devo vedere troppo. È una cosa che sotterrai comunque arrivare a sumaco a sentirlo sul dominio dei domini, del macro dominio sul capitaneso della Vate, il Lugoreso non è passato, questo si manca che paiole dati ortografiche, perché pensavo che ormai tra in sole, non è come fare il libro su ogni Bibbia, in nome di essere avere, pensavo che stosto, questi problemi, però è uscito da questo autore, che deve guardare i personaggi con consapevolezza del incontro di questa vita, dei punti di nascita, dei punti di crescita, e dopo cosa succede assolutamente da rispettare. Ti essendomi qualcosa che mi abbia scritto, non mi trasferisce, ma no, però che desse di aver firmato con un nome giù-americano, e sai che uno deve aver firmato con un nome giù-americano, un libro scritto in sardo. Pensavo che queste gente che attento che aveva detto, no, magari questa gente che non uscire, no, magari questo americano si fa pensato. E allora guarda, pensavo. C'è un po' del pubblico che c'è la tormenta che solo per provare l'operazione sia con notare mera con questa puriatura sardo sul libro di esercitazione che poi io tornavo a regolare perché ce la fare, lei ci passando un salario che qualcuno ottomano di avere e penso che me il problema sta partendo in fase dello sito stava posteggiando se mi pare che no perché ho pensato e uno che viene ginecologo perché il parto è stato lungo e difficile sicuramente non ci ricordo una cosa però no, noi volevamo domandare ai scetti, sa suboita de esa doppia
scrittura sarda e italiana. Su Goitta, certo, sul libro è in sardo e poi sarduso. Si italiano? Sa necessitare di scrivere sul libro sardo puro in sa traduzione italiana. Poi povera mia, ma no, là non faccia sta 90 volte se sbaglio l'ha fatto già in un maschera, con maschera, con scumeria, è scritto c'è il sardo, ma no. Se tu l'avessi scritto anche in italiano l'avresti venduto di più. Questione commerciali. Scusate, non originale. Questo è vero. Puta sardus puro. Te la ragionissimo. Altro puro di anti sul libro. Poi sul libro si va in bici, non canale, te cadenta, e stava a pagina a fianco con l'origine italiana. Poi te conti qui come fanno da finire questa storia. E poi non tempo più coraggio per andare a Castel Suzano. Sì, sì. Devo se dopo già il primo. E se non sono umano, sono pruso che si rifiutava dell'origine sacro, se non sono umano. Poi te il schicciocchietto piccolo, invece. Non devi portare niente gusto sul libro, come è scritto. E che fonti vi più sugli altri intenti in nonna, Isaia, questione di sacro. Vi da punta subito. Vi orienta subito. Putas manos, se sono stati bilingui per tanto tempo, a scuola da Snaurui, siamo costretti a scrivere italiano e a questionare scelte italiano. Su sardo che si portava in conca e su sardo che questionano tandomo. Su sardo che è un tendio in sarruga che non abbiamo pipiuso. Deus è un paghetto per usmano di lui. Quando abbiamo pipiuso Deus i spicciocchetti sul sarruga che questionano tan sardo in Castello puro. In noi non c'è gente che questiona sardo. E c'è gente che questiona sardo, che quando si gattara in faccia un libro scritto in sardo, a gattara mera traballoso a legge in sardo e a comprendere questo che c'è scritto in sardo. Questo è la prima cosa che viene al testo, ma poi ti hai scritto questo, Arici, hai scritto Bino, no, se non ho Bino, e poi te non hai scritto Bino, poi te dopo no, poi te che hai scritto Bino, tu gli stai dicendo Bio, vivo. Certo, tu hai Bino. Non Bino, poi se non sai che da non so che dimostra, ma tanti buonari, tu non siamo andati a Israele. Immagina Linda che invece andava a Israele. Niente direttamente in Napoli e a Castellano. E abbandonò Seita. No, qualcuna regola tocca ad Asigiri, qualcuna regola. Dunque, però è sempre con queste questioni, ci si deve parlare con questa questione della lingua. Quando vi ho picciocchero questionato il sardo, poi voglio imparare l'italiano e poi voglio andare a Nantesi in scuola e ho detto scaresce già su sardo e poi imparare e poi piegare addirittura molto bello sull'italiano e ho detto marciai a bello andai da 2, 3, 4, 5, 6, 7 inizio a 10 che ci sono le pause ma bello e mo Galisardo intende questionare se andate a uso magari l'italiano intendete questionare questo su chi si questiona non è né sardo e né italiano un esempio è quest'ultima si donava un brano dell'ultima commedia che ho realizzato, Sardegna Mascaras, un brano già di singizio di questa commedia, quindi non si comprende tutto, perché è proprio singizio di un intreccio, insomma. Però vedete, due personaggi, uno avresi essa srevidora, che è in domo, che è in un modo diverso di gestionare il sadro, di gestionare.
una circa di bene italiano, l'altra circa lo stesso, ma non è la stessa cosa. E i commenti di solito si guardava della servidora e si guardava del suo popolo, cioè si guardava nostra, da quando quest'uomo con i compagni in domo italiano, perché la vita mia che stanno in italiano, figlio sono lo stesso, non mi contento. Però un amico su Pruso, questionato in italiano e gettauso fuori a masturauso in sacro e ricevuto fuori attenzione, non hai attenzione. Signora
dalla moglie? Vedo che sei ben informata. Comunque il professor Cucca verrà fra poco per darmi una mano sulla porta. Ascolta, Mi dica. questo pomeriggio ti lascio libero. Puoi andare dove vuoi fino all'ora che vuoi. No, grazie, non c'è bisogno. No, nulla da prendere io. No! Abbiamo bisogno di concentrazione. Non voglio gente in casa, perciò vai come Tisio dove ti pare ti piace. Ma ci vai, così se mi porta in qualche posto chissà quante brutte figure mi fa fare. Un giorno, e non mi ha portato a quel negozio grande che c'è nel ciotto di Cagliari, quello delle barche a pelle. Sa cosa fa? E non voleva comprare un sacco di letame, eh? E io che non volevo, e no, lui che lo voleva lo stesso, che dice che in paese non ce n'è. E a Marola l'ha comprato. E l'è caricato sulle spalle. Era pesante. 25 kg pesante. Come facciamo per andare al banco per pagare la scaricata? E non si evolve. Tutte quelle colline di letame in mezzo alla roba da mangiare. Un del scerebro. Che figura di merda che ci abbiamo fatto. E scusi, suo marito si vede però, è tutto preso dal lavoro. Dalla moda, al supermercato. No. Lui è sempre al supermercato. E adesso perché non lo so. Perché se la cosa è al supermercato? È una brava persona e c'è la cosa da tenere lì. Guarda, lui è sempre al supermercato. È attaccato anche al telefono. Fa telefono e supermercato. Supermercato e telefono. Adesso si lavora più con cellulare che con altro, Io non credo che sia solo una questione di lavoro. Vedo che anche tu hai un cellulare ultimo modello. Mi regalava Tizia Villa Nera, l'ha fatto usare, con anche un borracho, telefono visto del domo e sei illustrato. Un bene deluso. Che il mondo parlato un attimo questo ramo con 10 euro posso fare tutte le chiamate che voglio e andare anche in gira in internet con 2 gira. E ma così come faccio la lingua delle parole bose? Dei messaggini. Non so quello più grande. Magari il suo marito ha la telefono in crudo. O sta pensando male di lui. E magari c'è qualcuno o qualcuna con cui corrisponde. Quando mai? Suo marito è una cosa che non ha manco pensata mai. Mio marito è, sì che l'ha pensata. Un giorno sono andata all'orto e non ho facciato dopo una di quelle mie dita che ci sono adesso aperte, E tu? Che cosa hai fatto? A cangiare a parlare di dove da Sena e cosa ha potuto dopo sta camminera? Che me ne è parso peccato, perché quello lì corpo non ne aveva, che anche lei doveva cantare, se non li aveva ammazzati tutte e due. Il tuo marito l'ha perdonato. Sì, glielo perdonato, sì. Però non gli ho fatto assaggiare più niente e l'ho lasciato in bianco e adesso siamo più di 2 anni che non facciamo niente. Allora hai fatto un voto di castità. Quasi. Come sarebbe? Quasi. Cos'è? È passato nervoso, signora Tiffany, Questi discorsetti fanno bene la salute, Mi vuoi rispondere allora? Cos'è questo voto di castità? Non diventare santa. Beh, tu. Sei una di quelle che va tutte le domeniche in chiesa. Si crede che basta andare in chiesa per diventare santi? Non basta non fare neanche niente con tuo marito, come ho promesso io a Sant'Agnese. A Sant'Agnese? Sant'Agnese è la protettrice delle donne caste, non lo sapete? Ecco, ma è anche protettrice degli ortolani. Così la protegge Efisi e non ci passa dalla tentazione per tanta astidenza. E se anche alla tentazione, Sant'Agnese Efisi la protegge e non ci lo lascia cadere nella tentazione. E non gli vede male. Amen. Come funziona? Come non funziona, buon bene.
Teresa, a lei piace Treviso, succede il contrario, non lo vuole, non le piace, su disegno non le taglia, e così è che si rimane fregato. Ma come fai a sapere che funziona? Tutto funziona, perché io quando lui esce di casa, io in cucina c'ho un altarino con le magliette di Sant'Agnese e tutte le mattine io accendo una candela da sala, così non solo le altre donne non lo vogliono e anzi gli fa schifo, ma addirittura lui li passa su di giù e delle donne non gliene frega più niente. Ma come fai a essere sicura che davvero tutto funziona? Ho detto che è fisica, non funziona più. Lo so perché quando lui rientra a casa, primo l'ubrago. E poi dopo gli faccio l'interrogatorio di primo, secondo, quarto, terzo, sesto grado pure. Che ne può bene ti dici ancora adesso? Si figuri che mi ha confessato che per l'effetto della candela non ha desiderio neppure di me. Niente per diventare santi, perché a me mi frega lo stesso la brama lì e io di brama non tanto. Ma allora me lo puoi spiegare come si fa a diventare santi? Bisogna non pensare. Bisogna non pensare? Cosa dice la tua confessione, eh? Ho molto peccato in pensieri, però le opere o missioni. Bene, signora, io opere non ne faccio perché ho chiuso bottega. Parolacce non ne dico, anche se le conosco. Le omissioni non so neppure che cosa sono. Ma pensieri sì. E sono quelli che mi fregano. Non so perché. Quando vedo un uomo giovane però, più giovane di Exi, io il desiderio di farmi qualche cosa mi viene molto prima di averlo pensato. Perché ci butto l'occhio sopra senza manco me ne accorgere. Come non funziona neanche le candele, anche se sono grosse, e di questi mesi mi tocca confessarmi spesso. Vabbè, grazie Margaret di questa bella chiacchierata, ogni tanto fa piacere sentire qualche altra campana, però adesso devo rimettermi al lavoro. Va bene, signora, ascolti, dato che lei deve lavorare molto e io la sto disturbando già tanto, cosa dice se me ne vado in chiesa e mi sto un pezzettino di mezzo? Tanto. Quando arrivo io la predica è già finita, 4 ore 20 minuti sono di nuovo a casa. Vabbè, però mi raccomando, non tardare perché devi preparare il pranzo. Tranquilla, signora Titi, ce l'ho un bello. Non le pare adesso. Apprezzo Manzo esattamente. Sì, effettivamente tutto su con gli educati del tempo italiano in questa maniera, no? Questo italiano procede un italiano regionale. Me sono andato studioso, una maniera per imparare bene l'italiano, questo dell'insegnamento contrastivo tra lingua sarda o noso, ma tu si parla in 4 regionali pure, non mica faccio il tuo sardo. In Italia si guarda l'italiano regionale in generale, poi c'è chi lo guarda un po' il rumelo, se non me lo guarda in una maniera poi più. Sta cosa di via non si no di via, si via questo che guarda l'italiano, ma no. Aspetta un attimo, sto tornando. Raponano. Tu sei che ti guarda l'italiano, tu devi essere guardato un sardo, perché il sardo non sto tornando. In italiano torno subito. È chiaro, ogni lingua di forma sua, a volte sbagliamo tutto, è chiaro, non sono montato da Duolingo, capita tutto, in ufficio tengo un foglio di Word sempre pronto,
che hanno desantendo e l'intendo in traballo, desaggiungere, il giornalista non si innama, non intende che va a fare un libro di questa cosa. Non c'è sei cose, mi ha detto ma cosa turche, insomma. Vabbè, si deve fare una commedia mostrando proprio questa forma di poetare, questa gente qui è come italiano italiano, e esatto, io parlo l'italiano, ma certo, è una lingua di successo, io credo, sono tutti ricco per l'italiano, giusto, grazie a Dio. Infatti uno mi ha scritto questo articolo italiano, poi questa lingua sono mammi, no, proprio pensando alla situazione economica del nostro Stato in particolare, non c'è il nostro, insomma. Quindi questa storia è quello che la fuori la parola scelta italiano, come esatto convinto via poco tempo fa, ma ancora c'è su come salone dessa gente del prodotto dei mammas, perché due gente sociolinguistica come se la regione soltanto fare il nostro Augusto, che in salone prodotto dei mammas c'è questo convincimento che a Susato non si vede nulla, che italiano è un libro di successo. E dunque se usato lo Stato si può conoscere meglio l'Est. Il gusto est, voi sono parlato di pazzo, io mei dias, mei sprazzi, valori che ascoltai, no, a punti sul registro linguistico, cioè, differenza per il italiano, posso plus, no? Io però non studiavo. E se volete voi lo si fa pensare perché la stimare la ragazza di Sicilia, che è curiosa questa signora che fa pensare, no? Questo sorriso, no, non è perché è curiosa. Niente, torna a prezzo umano su esatto, Zaragoza che ci conti il libro di Gianpaolo Zolaris, Giovanni Zolaris, c'è qualcuno che ha di qualcosa? Giovanni? Prego. Caso Sadro durante la prima guerra mondiale abbiamo avuto difficoltà in Sadro, la prima guerra mondiale su Sadro i soldati quindi entravano in contatto con gli italiani perché prima proprio no? Quindi quando viene in guerra in trincea una sentinella sadra mentre in trincea allora salto là avanti sopra alto là chi parla e lui ha risposto sono italiano se sei italiano guarda sadra perché questa che lui si è convinto sulla lingua per chi accusa insomma questo è il miglior lusso trovate il miglior lusso questo non è del professore basta è una Giovanni